Ci rimangono
Ci vedono un po' la testa. Mi fa la metà. Gece komportman. Ha? Gece komportman var mı?
Ce o făcut de un medie. Da din ce bietă. Nu, tapare.
Forza! Santa Maria, piano piano!
scemo, ormai ne scemo.
Emiliano a São Paulo.
Vai. Ah beh, voglio fare. Ciao, scusa. Salvatore, cammina. Mettete più avanti prima si muove.
Permesso! No, sto andando a che tu corri, sto giocando.
Questo come che lo fanno? Posso pigliare Stiamo guardando. Io faccio meglio prevenire che curare. dei fratelli. Dieci io sono migliaia e migliaia di cesta e ti devo cercano le bombe per fare il rotore ogni mese. Non devo la di umidità. E la di umidità perché ora le rosse ci stanno
altro e dovranno trattare, hanno a fare. Mezzo ammazzano a chiesa, perché se la chiesa succede la lumbia. Se no ammazzano. Che si trae un giorno di due? Io ricordo che si è dopo.
della parrocchia. Io ringrazio quanti sono intervenuti, ringrazio quanti hanno collaborato. Alza barba.
scendi qua. No, scendi qua e mi butti. Siamo chiamare fuori sempre. Signor lei, Brano del Vangelo che ci ricorda la crocifissione di Gesù. Crediamo quel religioso silenzio che ci fa cogliere tutto il mistero dell'amore di un Dio che si lascia inchiodare sulla croce per i nostri peccati. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei Giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei Giudei. Rispose Pilato: ciò che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura. Si son divise le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò.
Cantavano perché ci volevano andare in campo.
Che da magari riesce pulita, fino all'una riesce pulita. Ah, vabbè, chi dava magnifica via noi. Era questa la vecchiata di contattiva, Ma cazzo è una cosa che sia che succede. Dopo avere celebrato in chiesa il mistero della passione di Gesù nella liturgia, con tutti quei momenti così suggestivi e belli che ci hanno riportato tutti lì sul Calvario, insieme a Maria e Giovanni, adesso siamo qui radunati tutti insieme da tutte le parrocchie per guardare al Cristo crocifisso, a colui che è stato trafitto dai nostri peccati, e per ascoltare ancora una volta il suo messaggio d'amore prima della processione. Nelle tue mani, o Padre, rimetto il mio spirito. Lo spirito del Signore è uscito dal tempio del suo corpo e ha invaso l'universo. Si è posato per prima su Gerusalemme e ha svegliato i morti dei santi, per come ha osservato San Matteo. Dopo la sua è entrato
entrato nei sepolcri di Gerusalemme e ha fatto risuscitare i morti, quanto più la potenza del suo spirito è entrato nell'anima di quei santi e di quei peccatori che l'hanno crocifisso. Di questo nostro Signore Gesù aleggia su questa piazza e sussurra alla nostra coscienza: lascimi passare nella tua anima e nel tuo cuore, perché bruci i tuoi peccati e i tuoi disordini. Lasciami penetrare nell'intimo del tuo essere, perché io possa trasformare te nel mio tempio e possa far di te il mio paradiso in terra. Accogliere Cristo e il suo spirito oggi è decisivo per Mussomeli, per ciascuno di noi, perché è l'ora questa di andare incontro al Padre. È l'ultimo venerdì santo di questo fine millennio, e pertanto che con tutto il cuore dobbiamo dire: sì Gesù, torno ai tuoi piedi battendomi il petto come il centurione, come la turba che è venuta allo spettacolo di vederti crocifisso, inchiodato, coronato di spine. È l'ora questa di ritornare al Padre, e ci dice oggi lo spirito di questo Signore dentro di noi, con le parole del suo apostolo Paolo: chi non accoglie lo spirito del Cristo non gli appartiene, non è nel suo regno, non può entrare nella sua casa di pace e di benedizione. Signore, fino a quanto sarai qui in croce? E lui ci risponde silenziosamente: fino a quanto io vedo un giovane che dice baldantosamente: ho licenziato Dio della mia vita e ne calpesto la vita, ne divento un libertino. Fino a quando il monte delle ragazze brucia la primavera della sua femminilità, io starò ancora in croce, fino a quanto nella famiglia si spezza quel vincolo sacro, quella comunione che io ho portato a Nazareth, allora starò ancora in croce. Gesù, oggi ti promettiamo di schiodarti da questa croce per sempre, perché deve regnare dentro di noi come risorto e portatore di quella gioia, di quella grazia dei risorti. Ci dice ancora Gesù: io vi ho insegnato il Padre nostro, ve l'ho insegnato perché è la preghiera che si rivolge al Padre mio e al Padre vostro, e questo è l'anno del Padre. Ci dice Gesù con il suo spirito stasera, ascoltiamolo: non dire Padre, se ogni giorno non ti comporti come figlio. Non dire nostro,
se vivi isolato con il tuo egoismo. Non dire che sei nei cieli se pensi solo alle cose terrene. Non dire sia santificato il tuo nome se lo disonori con la bestemmia e con la maldicenza. Non dire venga il tuo regno se lo confondi con un risultato materiale. Non dire sia fatta la tua volontà se non l'accetti quanto è dolorosa. Non dire il nostro pane quotidiano se non ti preoccupi della gente che ha fame. Bussa alla tua porta il tuo cuore per avere un soccorso. Non dire perdona i nostri debiti se ancora conservi odio e rancore nel tuo cuore contro il fratello e la sorella. Non dire libera dal male se non prendi posizione contro il male. Non dire amen se non hai capito e non hai preso sul serio la parola del Padre nostro. Mussomeli, ritorna alle tue belle tradizioni di una famiglia unita, dove si prega, dove si perdona, dove si vive in comunione. Giovane di Mussomeli, vedi i tuoi antenati che per 1000 più anni hanno qui portato il crocifisso, si sono battuti il petto, ma sono tornati a Lui nel giorno di Pasqua e poi per sempre. Non possiamo santificare solamente il Venerdì Santo o la Pasqua o la festa della Madonna dei Miracoli. Tutti i giorni dobbiamo santificarci e stare con Gesù e con il Padre nello Spirito Santo. Signore Gesù, io ti supplico oggi, guarda questa chiesa di Mussomeli che tante belle tradizioni ha e ha avuto ereditato dai nostri padri. Conserva la innocenza nei piccoli, la purezza nei giovani, l'amore nelle famiglie e dai al giovane disoccupato la speranza di entrare nel terzo millennio con quella speranza di trovarsi bene in un posto di lavoro dove ci sia il pane quotidiano. Ti dico ancora, Signore Gesù, tu piangi perché in 2000 anni di storia cristiana solo 300 anni di pace abbiamo avuto e 1700 anni di guerra, e guerra c'è ancora. Porta la pace, Signore, a questa nazione vicina ai nostri confini e dai a noi sacerdoti lo zelo che tu hai avuto per il regno del Padre tuo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre un bel
Peppino, Io non si decca, ma quando lo vado? Ma non mi spade. Ma non mi spade. Ma sarà come la povera. Ah, perché si è? Zanelli. Manca me. Addio, contamina.